Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Scandalo sanità, dopo la regione anche l'ASP di Trapani ha revocato l'incarico al commercialista Sciacchitano indagato nell'inchiesta per un giro di affari illeciti negli appalti. Catania bonificata la baraccopoli dagli stranieri irregolari tra la via Sturzo e Corso Sicilia, il blitz della polizia nella voragine. A Castelvetrano, folla per l'ultimo saluto a Mary Bonanno, la donna uccisa con 35 coltellate dal marito. Le 3 figlie ringraziano per la vicinanza, la cura e il sostegno di tante persone. Domenico da Bollino Rosso sulla Palermo-Catania con code e rallentamenti. Sulla A18 arriva l'alta e lavori fino al 15 settembre. Catania non si attende l'apertura ufficiale delle spiagge libere, i bagnanti già le affollano e non mancano le polemiche. Salina con il Mare Festival ricorda Massimo Troisi, tra i premiati la regista Cristina Comencini. Calcio, Catania si affida a Pastore, sciolto il nodo DS, la società con Pelligra in città lavora su Torre del Grifo e si proietta sul mercato. La meta Catania vince gara 2 di semifinale con Genzano, oggi la decisiva gara 3. Bentrovati, ancora buona domenica. In apertura lo scandalo sanità, il giro di mazzette, Ninni Sciacchitano, il super esperto dalla regione finito ai domiciliari, è considerato a capo di una cricca che avrebbe pilotato gli appalti. Dopo la decisione di revoca presa dalla regione arriva anche quella dell'ASP con effetto immediato. L'ASP di Trapani ha cessato ogni rapporto con il commercialista. Sentiamo Orazio Longo. L'ASP di Trapani ha revocato con effetto immediato l'incarico di presidente dell'organismo indipendente di valutazione al commercialista palermitano Antonio Maria Sciacchitano perché venuti meno, così si legge nella delibera, i requisiti specifici di integrità come previsto dal bando del 2022 che gli aveva conferito l'incarico. Tutto questo a seguito della notifica del provvedimento della misura cautelare interdittiva emessa il 10 giugno dal GIP del Tribunale di Palermo. La decisione dell'ASP segue quella della Regione di poche ore prima, con la quale il presidente Schifani si era detto fiducioso del lavoro della magistratura, confermando la totale disponibilità delle istituzioni a collaborare per accertare eventuali responsabilità personali. L'indagine riguarda 5 gare che secondo gli inquirenti sarebbero state pilotate in altrettante aziende sanitarie. L'ennesimo squarcio nella sanità isolana, 2 facce di una stessa medaglia. Da un lato le liste d'attesa anche di anni per una visita medica, dall'altro il giro d'affari attorno al sistema sanitario. Secondo chi indaga dalle intercettazioni telefoniche, col termine mozzarella in un'occasione si sarebbero intese le mazzette. Il super esperto che valutava le performance della regione siciliana ha ora gli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti sarebbe stato al vertice di un sistema che avrebbe gestito in modo clientelare gli appalti della sanità pubblica. Assieme a lui altre 10 persone sono finite nell'inchiesta. Nel pomeriggio a Palermo, manifestazione del Movimento 5 Stelle proprio per queste problematiche della sanità siciliana, prevista anche la presenza del leader Conte che annuncia la sua partecipazione con un posto. Non si può attendere 8 mesi per un referto sul tumore. Appuntamento in piazza del Parlamento alle 16:30, da lì si muoverà un corteo fino a piazza Bologna. Alle 17 sul palco si alterneranno rappresentanti delle forze politiche, di associazioni, sindacati e cittadini. Nel Ragusano c'è stato un incidente nella notte, si sono scontrate una Citroen e una Opel intorno all'1:50 sulla provinciale 85 incontrata a Randello tra Scoglitti e Puntasecca, coinvolta anche uno scooter che portava 2 persone. L'impatto devastante ha provocato 5 feriti, di cui 3, 2 donne e un uomo, in gravi condizioni. A Catania è stata sgomberata la baraccopoli tra Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ruspa in azione per smantellare i rifugi di fortuna. Il blitz portato a termine dalla polizia, c'era anche il sindaco Trantino che dice faremo uno sforzo per acquistare l'area. Operazioni di bonifica saranno effettuate anche nei prossimi giorni e lo dice la questura. Tonina De Mano.
Dopo l'identificazione di 5 marocchini, per tutti è scattato l'ordine di espulsione dal territorio italiano. Alle prime luci del giorno è stato avviato lo sgombero della cosiddetta voragine, incastonata tra la via Sturzo, Corso Sicilia e Piazza della Repubblica. Ad accendere i riflettori per primi sul degrado della zona era stato il comitato dei residenti di Corso Sicilia, rappresentato da Pietro Ivan Maravigna. Ad effettuare le operazioni, alla presenza del sindaco Trantino, è stata la Polizia di Stato che già da giorni controllava l'area fino all'ultimo step, quello dello sbaraccamento. Gli atti sono anche di più, perché comunque abbiamo fatto delle attività preliminari, ovviamente, perché qui dentro dormivano delle persone, prevalentemente appunto solo di notte, quindi erano persone che venivano a dormire qui, e questo ha richiesto più step da parte della Polizia di Stato, con l'identificazione, l'individuazione, e anche alcuni sono stati trattati amministrativamente perché irregolari, sono stati espulsi, soprattutto in particolar modo 5 originari del Marocco. Rinfrancato il sindaco Trantino. Si tratta di un intervento cominciato 3 giorni fa, fortemente voluto dalla Polizia di Stato, che ringrazio, che ha chiesto la nostra collaborazione immediatamente e l'ha ricevuta. Lo stiamo perfezionando, nei prossimi giorni, oggi si levano gli ingombranti, nei prossimi giorni si leveranno gli altri rifiuti. È già da un mese che pende una nostra richiesta di acquisto di quest'area, così come quell'altra di via Ventimiglia, della voragine di via Ventimiglia, stiamo attendendo risposta. Il The Guardian vi dà ragione, vi strizza l'occhio. Il The Guardian ha fatto un bellissimo articolo con cui ha messo in luce il nuovo volto di Catania. Quello che noi vogliamo è una città normale. Tra i giacigli rinvenuto anche un quadro, ma la bellezza e l'arte da queste parti non erano certo di casa. Ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, in contrada Sperone, è stato ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco un uomo di 43 anni, Rosario Urso, trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire agli autori. Pare che nell'agguato siano coinvolti 2 fratelli. E andiamo avanti, adesso andiamo a Castelvetrano, dove si sono svolti i funerali di Mary Bonanno, la donna uccisa con 35 coltellate dal marito. Tantissima commozione, i figli della donna uccisa ringraziano le persone che le sono state vicine. Sentiamo Laura Spanò. Castelvetrano si è stretta stamane attorno alla famiglia di Mary Bonanno per l'ultimo saluto in occasione dei funerali officiati da Don Rino Randazzo presso la chiesa Maria Santissima Annunziata. Nel corso dell'omelia Don Randazzo ha tratteggiato le qualità umane e professionali di Mary, conosciuta da tutti per il suo impegno nel sociale e in ultimo anche nella Caritas cittadina. L'insegnante è stata uccisa una settimana fa dal marito con 35 coltellate, lo stesso uomo che avrebbe dovuto amarla e rispettarla. Tanta la commozione nei volti di chi conosceva l'insegnante, vittima di una violenza inaudita che ha sconvolto tutta la comunità di Castelvetrano. Per tutti Mary Bonanno rimane una persona speciale per il suo impegno verso gli ultimi, verso il prossimo, verso chi non stava bene. Quando la bara della donna ha fatto la sua comparsa fuori dalla chiesa, un applauso ha rotto il silenzio che fino a quel momento regnava nella piazza. Il corpo di Mary sarà tumulato al cimitero dei Rotoli a Palermo. La città di Castelvetrano stamane si è fermata per tutta la durata della funzione pubblica in segno di rispetto, di affetto e vicinanza alla famiglia. Dalla grande distribuzione ai negozi cittadini, tutti hanno abbassato la saracinesca dei propri esercizi commerciali, unendosi idealmente al dolore della famiglia Bonanno. A Catania un quindicenne che spacciava droga in un'area verde attrezzata con giochi per bambini a quartiere San Giorgio è stato arrestato dai carabinieri di Piazza Dante. Il minorenne è stato trovato in possesso di 3 dosi di marijuana e di 100 euro. Il quindicenne, su disposizione della Procura per i minorenni di Catania, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza. È quello che è iniziato ieri e anche oggi sarà un giorno di passione lungo la Palermo-Catania. Disagi e code sono annunciate soprattutto nel pomeriggio, niente lavori invece per i prossimi 3 mesi sull'autostrada Messina-Catania. Marco Gullà. Arriva il weekend e anche questa settimana chi dovrà percorrere la 19 Palermo-Catania dovrà munirsi di pazienza, tanta e scorte d'acqua. Disagi e code annunciate, comunica l'ANAS. Il punto di crisi rimane sempre lo stesso, ovvero i cantieri per gli interventi di messa in sicurezza sulla 19 tra Altavilla Milice e Bagheria. Dal chilometro 5 al 10 sono attivi 2 cantieri ravvicinati per il potenziamento delle barriere di protezione installate su viadotti e lungo la carreggiata. Possibile
impossibili le code e i rallentamenti soprattutto nel tratto interessato dai cantieri. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, informa l'ANAS, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate per evitare i momenti di maggiore congestione dell'autostrada. Niente lavori invece per i prossimi 3 mesi sull'autostrada Messina-Catania. Il consorzio autostradale siciliane ha chiuso i 3 cantieri aperti nel tratto tra Giarre e Catania San Gregorio per la sistemazione delle barriere. Una decisione che il management dell'ente ha preso in concomitanza con l'aumento del traffico previsto per la stagione estiva e che resterà in vigore sino al prossimo 15 settembre. Dopo quella data verranno riprogrammati gli interventi finali per i quali occorreranno circa 45 giorni per la chiusura definitiva dei lavori. A Catania tutti al mare, alla playa, dove si attende la consegna delle spiagge libere. L'assessore Guzzardi dice saranno ufficialmente aperte sabato 21 giugno. Insorge l'opposizione. Tonino De Mana. L'acqua com'è? Fredda e sporca. Fredda e sporca. Il sole brucia e anche se l'acqua è un po' freddina, tuffarsi garantisce il refrigerio per sfuggire alla calura. È un sabato con temperature ben oltre 30 gradi, da allora tutti alla playa, dove di buon mattino si fatica a trovare un posto per stendere il telo da mare. C'è molta confusione, sì, non me l'aspettavo. E c'è anche tanto caldo? Tanto caldo, abbastanza, però anzi è arieggiato. La prima cosa da fare cos'è? La prima cosa da fare è farsi un bagno, decisamente. Padre e figlio lavorano per realizzare un bel castello di sabbia. Non proprio il castello Ursino, però stiamo lavorando, un piccolo tunnel, una galleria, stiamo facendo piccole cose. C'è anche il personale per il salvataggio ed il parcheggio è a pagamento, anche se le spiagge libere non sono ufficialmente consegnate. Non vorrei che poi i catanesi si trovino sempre a non avere servizi e a dover pagare per qualcosa che in questo momento dovrebbe essere gratuita. Se dovessimo dare una data, sicuramente quella di sabato prossimo potrebbe essere una data idonea per la città ad aprire tutti gli spazi al mare dedicati appunto ai catanesi e a tanti turisti che vengono in città. Operai al lavoro nel solarium di Ognina che, ad onore del vero, doveva essere pronto il 6 giugno. Insorge l'opposizione. Doveva essere appunto consegnato il 6 di giugno, oggi ne abbiamo 14, quindi mi pare che ci sono dei problemi evidenti nella conclusione di questo cantiere. L'amministrazione dovrebbe verificare e controllare la situazione. Appuntamento, intoppi permettendo, per sabato 21, quando saranno consegnate le spiagge libere, la passerella di San Giovanni di Cuti ed il solarium di Ognina. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Giornata di protesta all'aeroporto di Comiso che continua ad avere pochissimi voli, è una sorta di cattedrale nel deserto. È andata per noi Veronica Barbarino. Un albergo ad ore, non più un aeroporto ma un aereo morto, una cattedrale nel deserto. È stato definito così e in altri modi l'aeroporto di Comiso che ad oggi, a ridosso della stagione estiva, conta 5 voli la settimana. Contro l'immobilismo dell'infrastruttura Iblea anche il Movimento 5 Stelle protesta. Basta lacrime di coccodrillo. Le lacrime di coccodrillo chiaramente sono riferite a tutte quelle forze di maggioranza, sindaci compresi, che oggi denunciano lo scandalo di questo aeroporto che sta fallendo, che oggi piangono come se non avessero nessuna responsabilità nei confronti dell'aeroporto. Ma sappiamo che non è così. La stessa regione detiene il 12% delle quote di IRSAP ed è la principale responsabile della nomina del commissario della Camera di Commercio. Perché non sono mai stati ceduti queste quote anche con un prezzo simbolico al libero consorzio di Ragusa, per esempio? Camera di Commercio che grazie ai fondi regionali con un bando ha raccolto poche e tardive tratte, secondo il Movimento 5 Stelle. Tirana da questo autunno, Nizza, Basilea e Katowice dalla prossima estate. A livello nazionale io ho voluto, con delle interrogazioni e delle interpellanze, ho voluto scuotere un po' il ministro Salvini, il quale ministro mostra scarsissima attenzione nei confronti delle infrastrutture del sud. Sediamoci a un tavolo, cerchiamo di capire cosa fare, noi siamo convinti che ci sono delle prospettive. Intanto, andata a vuoto l'assemblea che avrebbe potuto ridisegnare i vertici di SAC, si attende il 17 giugno per le nomine.
Parliamo di cinema. A Salina, nelle Isole Eolie, si ricorda Massimo Troisi, scomparso 31 anni fa proprio sul finire delle riprese del film Testamento e il postino. Tra i premiati del Mare Festival di quest'anno la regista Cristina Comencini, per il suo impegno nel raccontare con ironia e sensibilità l'universo femminile. Sentiamo Eva Spampinato. Sull'isola dove il mare ha incontrato la poesia di Pablo Neruda e dove Massimo Troisi ha trasformato quella poesia in un indimenticabile film che divenne il suo testamento artistico, Il postino, torna il Mare Festival di Salina. Qui fino a domenica 15 giugno il cinema si intreccia con la memoria e l'omaggio a Troisi diventa occasione per celebrare i protagonisti della commedia del nostro tempo. Ma non solo, un momento anche culturale, perché ci confrontiamo attraverso la presenza di una serie di partner istituzionali e non solo su temi importanti come quello dei trasporti, come quello della salvaguardia dell'ambiente. Salina è una regina dell'ambiente perché da sempre un'isola che ha una particolare attenzione nei confronti delle politiche green. Quest'anno parleremo di bici elettriche, di riserva naturale e poi la salute. A ricevere il premio Troisi alla carriera quest'anno è Cristina Comencini, regista, scrittrice e sceneggiatrice che ha raccontato il mondo femminile con eleganza e profondità, rompendo stereotipi e portando sullo schermo storie intense e autentiche. Per me ha un significato particolare perché io vengo da tantissimi anni qua e ho una casa a Malfa. Dalla candidatura all'Oscar per La bestia nel cuore fino all'ultimo lavoro, Il treno dei bambini, che sarà proiettato questa sera in piazza a Malfa, la Comencini rappresenta la voce di una donna che ha raccontato con finezza, ironia e sensibilità l'universo femminile. E nella vita invece, oltre che nel cinema, che lavoro ancora c'è da fare per abbattere gli stereotipi che ancora mi sembra persistano? Penso che il lavoro da fare è fare accettare profondamente le donne, sia nella loro diversità, nella loro femminilità e la loro libertà, perché gli uomini hanno un po' di problemi, su questo lo vediamo, sulla violenza, ma anche noi, tutti quanti dobbiamo renderci conto che un mondo a due, diversi e pari, è un mondo molto più bello. Adesso una pausa e poi lo sport. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania sta programmando il suo futuro, nei prossimi giorni sarà sciolto il nodo DS, la società si è affidata a Pastore, centrale la questione Torre del Grifo, mentre ci si avvia al mercato. Marco Carli. Tanta carne al fuoco in casa Catania. La presenza di Pelligra, che resterà in città fino a martedì o mercoledì, è importante per pianificare il futuro. E ci sono anche le questioni immediate. Il nodo DS. Fra lunedì e martedì dovrebbe arrivare l'accordo per la risoluzione consensuale con Faggiano, che termina la sua esperienza a Catania dopo un anno. Ivano Pastore è stato incaricato di portare avanti il mercato. Per lui sarebbero 2 gli anni di contratto. Il Catania potrebbe anche affiancargli un'altra figura. Questione Torre del Grifo. In attesa della decisione del giudice, con i costanti contatti fra i legali del Catania e la curatela fallimentare. Non è tassativo il vincolo dei 30 giorni per dare il responso, ma è indispensabile che si faccia presto. Ufficiali le date del ritiro estivo del Catania Rossazzurri al lavoro a Norcia in Umbria da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto. Sul fronte mercato, Castellini è legato fino a giugno del 2028, può rientrare in operazione in uscita in caso di presenza di squadre interessate e con la possibilità di corrispondere al Catania una cifra che viene considerata congrua rispetto al valore che la società dà al giocatore. Ciccerelli rientrerà a Catania e si metterà a disposizione di Toscano. Su Cianci la Terrana ha tempo fino al 18 giugno per esercitare l'opzione. Su Inglese esistono le possibilità di trattenerlo, il giocatore gradirebbe, ma ci sarebbero anche squadre di B sulle sue tracce. Obiettivo: non rivoluzionare la squadra, 6-7 rinforzi e circa il doppio di giocatori da sistemare altrove. Zarbano, che come risaputo sta già lavorando, sarà ufficializzato entro il mese di giugno. Il Catania Beach Soccer dopo 10 anni torna in finale di Eurowinners Cup. I rossazzurri hanno sconfitto i bielorussi dello Zor con il netto punteggio di 7-2, gara interpretata in maniera perfetta da parte dei ragazzi guidati da Fabrizio Santos, che suggellano con la 6ª vittoria consecutiva la conquista di un posto in finale. Il precedente dello scorso anno ad appannaggio dei bielorussi lasciava presagire tutte le difficoltà di un incontro che si è confermato molto duro sino a quando al Giro di Boa ha preso la direzione rossa-azzurra. La finale questa sera alle 20 contro gli israeliani del Falafel. Il palio il titolo di campioni d'Europa. E per quanto riguarda il calcio a 5, la Meta Catania vince la gara 2 della semifinale scudetto battendo Genzano. Oggi la decisiva gara 3. Marco Carli.
Entusiasmo, determinazione e consapevolezza in casa Meta Catania, che è ancora in corsa per provare a conquistare il bis tricolore. Sarebbe un'impresa storica. In gara 2 della semifinale con Genzano, davanti al gran pubblico del Pala Catania, è arrivato un 2-0 che mette la serie sull'1-1 e rinvia tutto a gara 3, che sempre nel palazzetto dello Sport Catanese definirà il passaggio alla finale che vale lo scudetto. Non ci sarà Bocao dopo la munizione rimediata in gara 2, ci sarà invece Giovanni Pulvirenti, doppietta per lui, protagonista assoluto della partita, decisa appunto dai suoi gol, è autore di una stagione mostro e con 32 reti complessive. Pulvirenti segna 5 minuti dalla fine del secondo tempo, giocata corale e tocco del bomber che fa impazzire i tifosi rossazzurri. Il 2-0 arriva a 30 secondi dal termine, ancora Pulvirenti dopo l'intercetto di Musumeci e Pala Catania in festa. Si è vista una grandissima Meta Catania, un grande cuore, nonostante le assenze di Ann, di Sebbi Tornatore, di Anas, ci siamo stretti. Sapevamo quali erano i nostri punti di forza e all'errore di uno sopperiva l'altro, quindi sensazionale Meta Catania. La gara 3 si giocherà domenica alle 18 al Pala Catania, ingresso gratuito e probabile pubblico delle grandi occasioni per sospingere i rossazzurri verso la finale. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.